l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Ben 322 i giovani coinvolti e 225 le imprese che hanno richiesto dei tirocinanti. È questo, ad appena 6 mesi dal suo avvio, il bilancio del progetto territoriale Servizi Smart in rete per i giovani del territorio vicentino, che rientra nell'ambito del programma Garanzia Giovani della Regione e che vede il Cesar, ente di formazione di Confartigianato Vicenza, impegnato quale capofila del progetto. Questi dati sono stati presentati nell'ambito del convegno Giovani in cerca di prima occupazione, iniziative e progetti di orientamento della Regione Veneto, promosso dalla Scuola di Psicologia dell'Università di Padova. In termini pratici, l'iniziativa vuole dare una risposta alle aspettative di giovani e imprese. Ai giovani che non studiano né lavorano, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, vengono offerti percorsi formativi e occupazionali costruiti sui bisogni espressi dalle aziende del territorio. Questo dà modo alle imprese di poter incontrare i giovani selezionati e formati, con possibilità di inserirli tramite un tirocinio finanziato dal progetto e usufruendo, in caso di assunzione, di un bonus da 1.500 a 6.000 euro in base alla tipologia di contratto e al profilo del giovane. Per informazioni, giovani e imprese si rivolgano al Cesar in via Fermi a Vicenza.